Si è da poco conclusa la cerimonia del Natale dello Sportivo 2022 qui al Palazzetto dello Sport di Verona. Monsignor Pompili, la sua prima esperienza come Vescovo di Verona, una sensazione così a caldo? Beh, la sensazione di una grande freschezza da parte soprattutto dei giovani e dei ragazzi che vivono lo sport in una città che offre molte opportunità, e quindi la sensazione che ho avuto è di un desiderio di riprendere, soprattutto dopo la pausa pandemica, ma direi ancora di più dopo questa sorta di infodemia che ha un po' colpito soprattutto i ragazzi, che qualche volta sono stati immobilizzati da questi nuovi linguaggi. Trovarne così tanti che invece praticano i più svariati sport è stata senz'altro una bella sensazione che lascia ben sperare. Lei prima ha detto nel suo saluto che lo sport è un po' il controcampo di questa situazione molto rapida, molto veloce, sempre informazioni continue per questi giovani. Molto veloci ma anche molto statiche, perché il linguaggio digitale è veloce ma è altrettanto fermo e rischia di produrre delle situazioni un po' sdraiate. Per questo è importante ritrovare questa percezione del proprio corpo, che è poi ciò attraverso il quale uno percepisce anche se stesso, perché la dimensione fisica non è semplicemente un rivestimento esteriore, ma è la nostra vera identità, e quindi mettere insieme psiche e corpo, io aggiungo anche spirito, è sicuramente una grande meta che richiede di essere tutti convinti che dello sport non si può fare a meno. Lei ha degli obiettivi per questo sport veronese, come dice lei, che pulsa, che ha voglia di freschezza? Io penso che lo sport debba essere anzitutto accessibile, perché come sappiamo lo sport è anche un grande business e quindi rischia talora di tagliare fuori fette di popolazione che non hanno adeguate possibilità. Invece occorre che ci sia un'accessibilità soprattutto quando si tratta di adolescenti e giovani. E poi lo sport è uno straordinario collante sociale, perché fa uscire dall'isolamento e sicuramente genera una percezione del collettivo di cui oggi c'è tanto bisogno per uscire fuori da questa solitudine che spesso si trasforma poi in melanconia. Verona sarà nel 2026 un punto cruciale, uno snodo fondamentale per quanto riguarda le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali. 2026 sembra tanto lontano, ma è praticamente dietro l'angolo. Ecco, anche questo è un obiettivo importante per lo sport veronese. Assolutamente sì, perché direi che lo sport deve essere anche da questo punto di vista un apripista rispetto all'abbattimento delle barriere mentali prima e poi architettoniche, che spesso fanno della persona diversamente abile una persona che non ha gli stessi diritti delle altre. Perciò uno sport che invece sa declinarsi anche in quest'altra dimensione delle Paralimpiadi è sicuramente uno sport che apre la strada anche per far crescere una sensibilità più diffusa. Questa sera qui c'erano sportivi, società sportive, c'erano dirigenti, rappresentanti delle amministrazioni comunali, insomma tutti insieme. Se si fa squadra l'obiettivo importante si riesce a portare a casa. Sì, no, ho visto che c'è una grande voglia anche di collaborare, e l'essere dentro il mondo dello sport crea anche istintivamente una sorta di solidarietà che nella differenza degli sport emerge ancora con più evidenza. Lei è sportivo vero, perché mi dicono che qualche settimana fa anche è sceso in campo. Sì, anche se devo fare un po' di allenamento perché ero un pochino arrugginito, però il calcio l'ho sempre praticato, certo non a livello del sindaco ovviamente, però nei seminari si giocava moltissimo a calcio e credo che sia un'esperienza che con le debite attenzioni vada praticata come in generale lo sport, del quale non è possibile fare a meno, anche se poi nelle diverse stagioni della vita occorre dosarsi diversamente. Ma ecco, in questo lo sport rivela pienamente se stesso, perché lo sport prima che misurarsi con gli altri è misurarsi con se stessi. Prima si è anche parlato degli oratori, quei punti di riferimenti che adesso sono un po' spariti.
anche questo può essere un obiettivo, riaprire le porte degli oratori e farli diventare quei centri di aggregazione che insomma fino a qualche decennio fa erano fondamentali per i giovani. Sì, direi che gli oratori sicuramente sono una risposta, ma gli oratori hanno bisogno, come è stato detto anche qui questa sera, di adulti che siano ospitali, perché non bastano le strutture che rischiano di diventare delle sovrastrutture se non ci sono degli adulti che diventino degli accompagnatori, dei tutor, degli allenatori, e quindi direi che lo spazio è importante, ma poi è importante soprattutto che ci sia qualcuno che lo renda abitabile, quindi c'è bisogno di gente che volontariamente si presti a fare un po' da accompagnatore dei ragazzi più piccoli. Il binomio CONI e Curia di Verona, l'abbiamo sentito prima da Don Vrec e anche da Stefano Agnesato, che è il delegato del CONI Verona, un'unione per dei protocolli mirati ai giovani. Ecco, questa può essere un'innovazione, può essere una novità proprio per dare questa nuova linfa allo sport giovanile. Penso che sia la necessità di coordinarsi al meglio, perché il CONI ovviamente per mandato istituzionale, ma direi anche la Chiesa per esperienza della tradizione, sono sempre stati dei luoghi in cui lo sport è stato praticato e vissuto, perciò trovo che sia conveniente che, pur conservando ciascuno la propria fisionomia, però visto che poi quelli che si allenano sono le stesse persone, si possa in qualche modo collaborare, come è stato fatto anche questa sera in questo Natale dello sportivo. Monsignor Pompili, un augurio ai veronesi, agli sportivi, ma in generale un augurio a tutti noi. L'augurio è che si possa riprendere ciascuno la propria attività sportiva, che si abbia la pazienza e anche il desiderio di esercitarsi nello sport, che è qualcosa che poi irradia su tutta la persona, anche nella psiche e nell'anima umana. Grazie.